Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Inauguriamo oggi un ciclo che il nostro istituto propone nelle proprie sale in collaborazione col Teatro Stabile del Veneto. Era da tempo che facevo la tira al Teatro Stabile per fare gli incontri con i protagonisti delle varie rappresentazioni qui in Ateneo e ci siamo riusciti. Per questo ringrazio il Presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto, il Direttore Generale Claudia Marcolin e la Coordinatrice Jackie Gallo, che vedo qui davanti a me. Oggi è una inaugurazione alla grande perché abbiamo Marco Paolini, che colloquierà con Alessandra Morgagni e Giulio Boccaletti, che ringrazio per la loro presenza. La mia generazione è una generazione che dalle elementari in poi, quando studiava gli stati o le regioni italiane, studiava il nome dei fiumi. Prima le capitali, dopo i fiumi, dopo le produzioni, dopo le coltivazioni, che era un esercizio formale per i bambini forse di città, ma per i bambini di campagna o di montagna, come ero io, era una questione sostanziale. Noi con l'acqua, io bellunese con l'acqua giocavo, ho passato ore sulle rogge e a mandare barchette che andavano al mare. La usavamo per l'igiene, perché nei nostri campeggi di fortuna i torrenti servivano da lavandino e da bidet, e la usavamo per la balneazione, perché i boioni del Piave, per noi bellunesi, erano la spiaggia e la ghiaia che c'era intorno era la sabbia. C'era, per così dire, una consapevolezza idrica. Conoscevamo l'acqua, ne avevamo rispetto e ci insegnavano anche ad averne timore, quindi era una questione da manovrare con cura. Ora i fiumi non si studiano più, le opere idrauliche ormai si confondono nel paesaggio che abbiamo intorno e, come dicono i miei conterranei Belumat, alla Piave IH va all'elettrico, che è una sintesi sublime per dire che al Piave hanno tolto l'acqua per produrre energia elettrica. Lo spettacolo di Marco Paolini, di cui parleremo oggi, che ho avuto il piacere di vedere ieri sera, ci restituisce questa consapevolezza idrica. Tra l'altro ne dovremmo avere consapevolezza in Italia, ci sono 6.000 corsi d'acqua, l'Italia ha 7 bacini idrografici dei 110 europei, il Veneto ha la falda acquifera più grande d'Europa. Il racconto di Marco Paolini si snoda tra fiumi, dighe, torrenti, risorgive e sugli uomini che quegli elementi naturali hanno governato o tentato di governare. Come ci ha abituati da tempo, lo spettacolo di Marco Paolini è un po' testimonianza, un po' denuncia, un po' visione di quello che ci aspetta nel nostro rapporto con l'acqua. Molte volte nel suo spettacolo Marco Paolini dice e ripete: il mio è solo teatro e null'altro. In realtà, lo sappiamo, è molto di più e di questo ti ringraziamo. Lascio la parola, perché il mio è un solo saluto, al vicepresidente del Teatro Stabile del Veneto, Rachele Sacco, e mi piace salutare il Nobel dell'acqua, Andrea Rinaldo, che è qui con noi. Grazie per essere qui. Allora, sarò il più breve possibile. Allora, innanzitutto ringrazio la Presidente che ha fortemente voluto questi incontri, perché per il teatro è sicuramente un onore collaborare con questa istituzione che è comunque importantissima per i veneziani e che i veneziani considerano una casa. Il Teatro Stabile negli ultimi anni ha provato ad allargare le collaborazioni con le diverse anime della città nell'ottica di allargare il suo pubblico.
I numeri degli abbonamenti ci incoraggiano e ci dicono che dobbiamo proseguire per questa strada. Infatti per la prima volta dal 2019 abbiamo oltrepassato la soglia psicologica dei 1000 abbonati. Sono 1600, però comunque abbiamo superato la soglia. Nel 2019, prima del Covid, erano 923. Di questi sono 180 i residenti over 65 della città del centro storico, 200 circa quelli della città metropolitana e 100 studenti universitari, numero molto alto e molto incoraggiante. Sembrano numeri piccoli, però in una città come Venezia sono importanti e sono frutto del lavoro di tutta la struttura del teatro che ci tiene a mantenere il Teatro Goldoni vivo in questa città. Complessivamente saranno più di 150 le alzate del sipario. Agli spettacoli che sono in abbonamento si aggiungeranno i fuoriserie e quelli per le scuole superiori. Poi ci sono i laboratori per i ragazzi dai 7 ai 13 anni e quelli del teatro di cittadinanza, a cui si aggiungerà da febbraio una data la sera. Poi ci saranno le attività per gli studenti universitari e quelle dell'Accademia Teatrale, di cui proprio in questi giorni ci sono le audizioni, con più di 250 ragazzi che vengono per studiare nella nostra Accademia Teatrale. Tutto questo mostra la volontà del teatro di rimanere vivo, integrato nel tessuto cittadino e soprattutto che continua a produrre cultura, continua a produrre spettacoli in un'ottica nuova, sicuramente più inclusiva. Anche qui le due nuove produzioni, che sono Il Gabbiano e Mirandolina, che sarà coprodotto con il teatro di Dublino, saranno sottotitolati in lingua inglese e accessibili a non vedenti e non udenti. Questo è uno sforzo economico sicuramente, però è volto ad attrarre tutti, perché il teatro sia di tutti. Sempre con una coproduzione del Teatro Stabile assieme a Iole Film e Marco Paolini, inauguriamo questa rassegna a scena aperta col nostro pubblico. Gli incontri col pubblico sono importanti, sono momenti in cui lo spettatore va oltre il palcoscenico, prova ad entrare nello spettacolo e poi ha l'occasione di entrare in contatto con gli autori e con gli interpreti. E sono terrorizzata, però sono felice di vedere che questo incontro in particolare sia così partecipata. Questa rassegna, oltre che da Alessandra Morgagni, sarà moderata da Alessandro Businaro, che è il nostro nuovo direttore artistico junior, che avrà il compito arduo ma fondamentale di guidare, oltre che i nuovi artisti, anche il pubblico di più giovani, che è fondamentale per continuare ad avere un teatro vivo. Vi ringrazio e lascio la parola a loro. Grazie mille. Stasera sono con noi Marco Paolini, che non ha bisogno di presentazioni, e Giulio Boccaletti, forse meno conosciuto di Marco Paolini, però Giulio Boccaletti è coautore dello spettacolo Bestiario idrico, ma è soprattutto direttore scientifico del CMCC, il Centro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, il più importante centro italiano di studi sul clima, che ha varie sedi in Italia e anche una sede a Venezia. Posso smentirti? Ecco, basta. Giulio Boccaletti è probabilmente il più grande solista di ocarina italiano, applaudito nei grandi teatri di mezzo mondo per questo, e come hobby dirige il Centro Europeo per i Cambiamenti Climatici. Tu mi hai rubato l'ultima domanda, che era: Giulio, andrai in scena anche tu prima o poi? Questa era l'ultima domanda che lo fai. stesso, perché lo vogliamo. Comunque, no, va bene. Allora, prima domanda a Marco. Allora, Bestiario idrico fa parte di un più ampio progetto triennale che si chiama Atlante delle Rive. Ci puoi spiegare, puoi raccontare al nostro pubblico che cos'è questo grande progetto che è iniziato a settembre, si svolgerà nel corso dei prossimi mesi, nei prossimi anni, e del quale Bestiario idrico è un pezzetto, possiamo dire così? Sì.
Cerco di stare sulla punta della carrega perché sennò non vedo voi dietro e penso che anche voi non vediate noi. Sono comode le poltrone, ma sono... No, mi metto qua così mi vedete meglio. Le provo tutte, no, per fare palco, scusate. Vabbè. Allora, che cos'è bestiario idrico? Cioè, bestiario idrico è un pezzo di un lavoro che non può fare nessuno da solo. Voi continuate a pensare, credo, non siete gli unici, al sottoscritto come un monologhista, un solista. Questo lavoro l'ho scritto insieme a Giulio Boccaletti e insieme a 2 artisti veneti che sono i fratelli Dalla Via, che hanno fatto la regia, e insieme ad altri che hanno partecipato con noi da 1 anno e mezzo a laboratori con il pubblico. Abbiamo coinvolto all'inizio in questo lavoro anche un coro popolare, un coro greco, non un coro che canta, un coro che, come nel teatro greco di cittadini, risponde dalla platea, e così siamo andati in scena a Verona. Ma questo coro è un'eredità importante anche proprio del modo di lavorare. Se avremo modo di parlarne, i processi di lavoro sono altrettanto importanti dei prodotti, e quindi bisogna immaginare in questo momento, credo, le nostre professioni alla luce di quello che dovremmo aver imparato dalla pandemia. Io mi sono dato un segnale che quello che avevo fatto fino a quel momento era cambiato. Il mondo intorno a me mi aveva dato un segnale forte. La mia risposta è stata: ho bisogno di qualcuno per andare avanti. E l'idea di reti è un'idea legata al fatto che le cose di cui vogliamo parlare sono così complicate. Parlare d'acqua, di fiumi, bellissima la presentazione che hai fatto, grazie all'inizio, che posso corrispondere da nato a Belluno e avendo fatto i miei primi bagni nel Piave, dove ho imparato a nuotare appoggiato sui sassi, muovendo solo i bracci. Era consolante nuotare nel Piave sentendo i sassi appoggiati sotto la pancia. Si poteva arrivare tranquillamente, sì, in Venezia tante volte, ma mai mosso di 1 metro, era così. E questo voglio dire, le cose di cui parliamo nello spettacolo sono un po' complicate, e a volte l'ambizione di parlare di certe cose ci spinge a dimenticare che abbiamo fatto fatica anche noi a impararle. Farlo in tanti significa misurare continuamente i nostri linguaggi con delle sfide. Nella ricerca scientifica, quando si raggiunge un risultato e si pubblica un paper e questo viene approvato, nessuno dovrebbe o ha necessità di ripetere quel percorso, perché si può partire dal risultato acquisito e andare avanti. Nel teatro non è così. Nel teatro, se qualcuno è arrivato da qualche parte e qualcun altro prova a fare lo stesso percorso, arriverà a un risultato diverso. Quindi noi possiamo tranquillamente copiarci, possiamo tranquillamente ripeterci, e siamo abbastanza tranquilli che non vedrete mai la stessa cosa. Quindi l'idea è un po' questa: è una cosa così complicata, quella che cercheremo di mettere a fuoco, di cui vorremmo parlare, perché non possiamo dare per scontato niente che riguardi i fiumi, che riguardi l'acqua che scorre sopra e l'acqua che scorre sotto, e soprattutto tutto questo non esclusivamente dal punto di vista di una disciplina, ma nella relazione con noi che stiamo sulla terra, in mezzo a questi fiumi, che stiamo su questa terra e che scopriamo, io per primo, di non aver capito alcune cose prima, e di quanto queste cose siano importanti nella politica, nelle mie scelte, nell'educare mio figlio, nel fatto che la mia casa che ho scelto e costruito senza pensare a tutte queste cose sarà comunque esposta a una parte delle fragilità
che sto studiando? Beh, tutto questo l'abbiamo chiamato Atlante delle rive, partendo da una cosa molto semplice. Non sappiamo, io non sapevo, quando ho chiesto quanti fiumi ci sono in Italia, anzi all'inizio quanti ce n'è in Veneto, e non ho trovato delle risposte immediate, e ho cominciato a maneggiare delle liste parziali di informazioni, ho scoperto che non c'era un libro che mi dicesse quanti fiumi ci sono in Italia. L'ISPRA, che rendiconta rendiconta all'Europa lo stato, la salute, la qualità delle acque per una serie di competenze, ha un elenco dei corpi idrici nazionali che contiene all'incirca 7.800 idronimi, di cui 600 sono riferiti a laghi e 7.200 circa a fiumi. Oltre a questi però, se io devo pensare ai fiumi, nel mio Veneto i fiumi sono circa 600, considerando i fiumi che arrivano al mare, gli affluenti eccetera, ma nell'elenco della mia regione, un elenco di opere di manutenzione, aggiornamento e quant'altro che ho ricavato da una pubblicazione dell'ARPA Veneto, nella mia sola regione ho trovato un elenco di 2100 idronimi, cioè nomi di. Allora, se di questi 600 sono di fiumi, gli altri di cosa sono? Canali, fossi e altre opere. Se ci pensate, ho provato a chiedere quanti chilometri di fiumi naturali abbiamo in Veneto. L'autorità di bacino ha cercato di stabilire un calcolo, gli ho chiesto facciamo il calcolo della Serma, perché non c'è una quantificazione precisa del chilometraggio dei fiumi naturali nel Veneto, anche perché il concetto di naturale potrebbe essere spaccato in quattro col capello. Ma la sostanza qual è? La sostanza è che l'AMBI, l'associazione che gestisce i fiumi secondari, quindi l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, gestisce il sistema della rete secondaria e dice di gestire in Veneto circa 20.000 chilometri di canali. È una media assolutamente uguale a quella della Lombardia, dell'Emilia Romagna, più o meno. Le grandi regioni del nord hanno quei 20.000 chilometri di canali più o meno ciascuna. La stima, il conto della Serva mi dice che in Veneto abbiamo 7.000 chilometri di fiumi naturali e 20.000 di canali. Ora quelle migliaia, 1.300, 1.400 idronimi che non corrispondono ai fiumi sono riferiti a fossi, canali. La distinzione tra paesaggio naturale e artificiale, come facciamo a farla in una terra che è stata disegnata da questi reticoli, che sono stratificazioni nel tempo iniziate all'epoca pre-romana e poi quelle fatte dai romani, poi la distruzione dopo il crollo dell'impero romano, le opere benedettine, le opere delle bonifiche monacensi e poi le opere delle signorie, fino alla grande opera di Venezia che ridisegna la terraferma in funzione di logiche che prima non corrispondevano di sicuro al disegno dei ducati e delle signorie che governavano in Veneto prima di Venezia. Da lì opera non finita, continuata dal Regno d'Italia, le bonifiche e quant'altro, su cui Mussolini mette il cappello, ma è tutta roba cominciata prima. E non è finita lì, perché gli anni della grande industrializzazione del monopolio idroelettrico disegnano altre decine e decine di canali sotto le montagne che portano l'acqua da un fiume all'altro, addirittura distraendola dal bacino dell'Adige al bacino del Piave e distraendola dal bacino del Piave verso il bacino della Livenza, è quello che accade
alla catena della Vallagarina, cioè, scusate, comunque dai laghi morti in giù. Sono tutte cose che non c'entrano col teatro. Come si fa a far teatro con questa roba qua? Secondo me si fa con gli abitanti, perché c'è sicuramente in ogni posto qualcuno che è molto interessato alla sua cosa. Dunque l'idea dell'Atlante e delle Rive è far teatro rivolgendosi alle comunità, creando rete di comunità fisiche e ridando valore ai fiumi, perché, come dicevi all'inizio, una volta si studiava a scuola, la nostra geografia fisica è diversa da quella amministrativa. Ma non abbiamo tanta confidenza con le carte fisiche. Nessuno di noi ha una carta fisica sul suo telefonino, a meno che non sia uno specialista che abbia cercato quell'applicazione. Mentre ognuno di noi è abituato che la carta geografica di riferimento è Google Map. Google Map non ti dice il nome dei fiumi, a meno che tu non abbia culo di aprire una finestrella in cui la linea blu ce l'ha. Ma può essere un caso, perché non è fatta per cercare il nome di quella roba lì. E poi spesso, sicuramente, la scala con cui è segnata la linea blu non corrisponde a quella del corso d'acqua in quella situazione. Da Google Maps non capirò mai se è in secca o se è in piena. Questo neanche in un'altra carta, ma almeno una visione della realtà e della fragilità della terra rispetto all'acqua, della dipendenza della terra dall'acqua che c'è. Tutto questo non sarà teatro, ma sarebbe interessante pensare che forse è teatro civile e che forse oggi la funzione del teatro civile è quella di far politica, rimettendo insieme le persone, decidendo delle priorità per cui valga la pena di battersi, di mettersi insieme, di sentire appartenenza e di riconoscere il valore anche di chi non vota come noi, ma è una testa con cui su certe cose io riesco a ragionare. In un paese dove le liti da condominio dominano la scena, forse i fiumi sono l'antidoto al condominio. E qui arriviamo proprio a questo tema del teatro civile. Diciamo che come un artista ci ha spiegato il senso, la sua idea di teatro civile. Io chiedo la stessa cosa a Giulio Boccaletti, che dicevo è uno dei maggiori esperti di cambiamenti climatici, di sicurezza idrica, non è nuovo a progetti teatrali, ha collaborato anche a progetti televisivi di divulgazione con degli episodi dedicati agli ecosistemi narrati da Uma Thurman e ha scritto proprio di recente il libro Il futuro della natura. E proprio chiedo a Giulio questa cosa a questo punto: qual è il senso del teatro civile per un esperto, uno scienziato, un uomo di scienza? Tanto che volevo chiederglielo anch'io. Fatalità. Intanto buonasera. Come seguire Marco è il problema principale, quindi adesso devo parlare dopo il maestro qua. Intanto vi devo dire che il mio coinvolgimento in questo progetto è merito di Andrea Rinaldo, che è seduto qui davanti. Il collegamento con questa realtà non sarebbe successo senza Andrea, quindi insomma mi fa molto piacere che siamo qua a discutere assieme e credo che tenterò di interpretare anche un po' i pensieri che abbiamo avuto assieme, Andrea. Poi se vorrai aggiungere pensieri tuoi, insomma, credo sarebbe interessante sentire la tua voce. Ma guardate, io magari vi dico questo dal punto di vista di qualcuno che si è occupato di scienze del clima da parecchi anni ormai. Noi veniamo da un periodo che comincia nel 92, quando le Nazioni Unite fanno l'accordo quadro per la gestione del clima, no? Adesso la settimana prossima, per quelli che voi che seguono queste cose, c'è un grande incontro in Brasile, il 30° della conferenza delle parti sull'accordo quadro che doveva aiutarci ad affrontare
il cambiamento climatico che ci aspettavamo sarebbe arrivato nel futuro. Io ho fatto girare il mio primo modello climatico nel 95, quindi 3 anni dopo che si era fatto questo accordo, e per vari anni, fino a poco tempo fa, noi scienziati che si occupano di questi temi avevamo il seguente problema. Dovevamo creare degli scenari di un futuro distante, 2100, 2150, per convincere tutti voi e tutti noi a non andarci. Questo era l'obiettivo, quindi costruire una visione del futuro sufficientemente chiara da convincerci che non è il caso di andarci. Ora, in questi termini... Che ci suicidiamo prima o... nel senso che la speranza è che si potesse cambiare il motore della macchina mentre si viaggia, ok? Quindi il problema era di cambiare il sistema energetico, abbandonare la produzione di CO2 dalla combustione dei fossili e sostanzialmente fare tutto questo in modo che la nostra realtà materiale, quella che tu descrivevi, quella che tu avevi, di cui hai avuto esperienza quando eri ragazzo, che avevate visto quando eravate, che fosse ancora quella la realtà sostanzialmente materiale. Su questi termini abbiamo fondamentalmente fallito. Okay? Perché adesso non vi serve, il grande problema che noi adesso affrontiamo è che non serve la scienza per sapere che qualcosa sta succedendo, basta guardare fuori dalla finestra. Io, come voi potete ben sentire, sono in terra straniera perché non sono veneto, voi lo sentite, vero? Io sono bolognese e quindi ho questa S presente, che è la ragione per la quale non sono io sul palco, ma al di là di... l'ocarina non si sente. E l'ocarina non si sente, esattamente. Io vengo da una zona di fuori Bologna che si chiama, una città, paese appunto natale dell'ocarina, che si chiama Budrio, che è a 20 km da Bologna verso Ferrara, che è stata alluvionata 3 volte negli ultimi 3 anni. Noi abbiamo avuto acqua che è arrivata dal torrente Idice, un affluente del Reno, e che per 3 volte in 2 anni ha lambito i confini del comune medievale, che poi casualmente il comune medievale non è andato sotto perché è costruito sulla colmata, invece noi negli ultimi 100 anni abbiamo costruito pensando di aver controllato completamente diciamo, l'Idice, no? Ora, quindi sta succedendo qualcosa e quegli eventi... voi sapete, magari qualcuno vi dice ma le alluvioni sono sempre successe, sì, ma il punto non è l'alluvione, l'evento singolo, è la frequenza e l'intensità con questi eventi si manifestano, e qui Andrea insomma, fa scuola su questo, e quello che sta cambiando è la statistica meteoclimatica, cioè la frequenza delle piogge, l'intensità della pioggia e come queste poi si manifestano sul territorio, e semplicemente questi fenomeni stanno eccedendo le dimensioni delle difese che noi avevamo costruito, tutti quei racconti, tutta quella sequenza lunga che parte diciamo, dall'età pre-romana e arriva fino all'Unità d'Italia, che è stata disegnata per gestire la variabilità e renderla costante per la nostra esperienza, in modo tale che nessuno di voi guardi un fiume quando va al lavoro e tutti aprite il rubinetto ed esce l'acqua. Quella roba lì adesso sta fallendo. E quindi bisogna decidere cosa fare, ed è qui che arriva la questione del teatro. Ebbene fa Marco a descriverlo come una riunione di condominio, perché di fatto di fronte poi agli eventi la scienza può illuminare, può guidare, ma non può scegliere per noi. Perché il problema che dobbiamo adesso affrontare è quindi che scelte facciamo, no? Quali zone lasciamo ai fiumi e quali zone vogliamo costruire, quali cose sono degne da difendere, quali invece dobbiamo aspettare che cambieranno. Queste non sono domande scientifiche, sono domande profondamente politiche, no? E mi riallaccio quindi al discorso che faceva adesso Marco. Quindi io perché scienziato poi mi interfaccio con il mondo del teatro? Perché il teatro da 2500 anni è il palco dello Zoon-Politikon, dove noi vediamo l'azione che ci permette di immedesimarci e di vivere le scelte che potremmo fare. Era vero per appunto i greci e il teatro greco, ed è vero anche, forse ce ne siamo anche dimenticati. Tu Marco sei uno dei pochi che ha continuato a spingere questa visione civile, però in realtà quella è la vera funzione. E adesso abbiamo bisogno di questi palchi, perché dobbiamo affrontare non tanto la scienza, cioè, ci sono milioni di modi in cui si può risolvere questa questione,
se vogliamo. Il problema però sono le scelte politiche su chi paga, chi soffre, chi sostiene questi cambiamenti. E banalmente, e adesso su questo chiudo per non tediarvi, però una delle cose più importanti in questa discussione è cercare di immaginare il futuro. No? Perché alla fine, se adesso noi diciamo cosa facciamo a Budrio o cosa facciamo a Ravenna, cioè c'è qualcuno di Ravenna, o cosa facciamo a Venezia, insomma dipende se a Ravenna ci sono le pesche e i data center. Cioè a Marina Romea c'è il bagno Susi o ci mettiamo il data center di Google? Perché a seconda della scelta poi le infrastrutture che servono sono diverse. Quindi non si può affrontare questo tema senza avere una discussione collettiva su come è fatto il nostro futuro. E qui il teatro ha una potenza che la scienza non ha, perché il teatro ha questa proprietà che io ho imparato e sto imparando lavorando con Marco, che usa parole che tutti possiamo capire. E la scienza invece è disegnata per utilizzare parole precise che però solo alcuni possono capire e che poi devono essere tradotte. Quindi questa capacità di usare le parole con cui tutti noi possiamo essere autori della nostra vita è il fondamento, è la ragione per la quale poi io da scienziato mi avvicino con cautela e rispetto al lavoro di Marco per cercare di capire come facciamo ad avere questa conversazione assieme. Farei un'ultima domanda a Marco e poi magari lascerei al pubblico la possibilità di fare qualche domanda a voi. Ma questa passione per l'acqua, Marco, uomo di montagna, hai detto sono nato a Belluno. Allora, in bestiario dici la trama del governo dell'acqua è più difficile di quella dei Promessi Sposi. Ma dove nasce? Perché in fondo in bestiario parliamo di acqua, in Vajont parliamo di acqua, nel Milione si parlava di acqua. Più che specialista in catastrofi come racconti nel bestiario, forse sei diventato un grande specialista di acqua. In realtà è molto più semplice. A 12 anni ho assaggiato il vino della messa e il prete me ha beccato e mi ha portato a confessarmi e mi ha detto: ti fin a 70 niente più vin te parli di acqua. Dall'anno prossimo finisce il mio purgatorio, quando finisce il progetto Atlante delle Rive mi dedico ad altre bevande. Questo mi è venuto in mente adesso e mentre ve la contavo ho immaginato questo parroco, ovviamente è una storiella immaginata, con la faccia di Don Camillo e la cosa diventava sopportabile, ma non lo so, io avrei tanto voluto contare storie esotiche come Ugo Pratt, di tropici e cose del genere, dopo alla fine parlo o di acqua o di neve. Cioè, pensa al sergente sulla neve, anche le mie avventure hanno sempre a che fare con in qualche maniera, credo, la terra, cioè la mia terra, quella che sento mia e che voi immagino condividiate. Però per esempio io non sono veneziano, ma quante volte ho attraversato Venezia con le mie storie e quindi sono veneziano, quindi appartengo a questo insieme di cose, però ogni volta che queste cose ti stringono, ecco, in questo spettacolo a un certo punto parlo di un'anguilla e arrivato a quasi 70 anni penso che forse il mio ideale di bestia è quella, perché è difficile stringerla e tenerla ferma. Allora, Bestiario Idrico sarà in scena questa sera e ancora domani pomeriggio, ma probabilmente qualcuno in sala l'ha già visto e ci farebbe molto piacere se qualcuno avesse piacere di fare una domanda ai nostri autori e coautori dello spettacolo. Tu nello spettacolo parli dei fiumi e di come gli uomini hanno tentato di governarli o deviarli, però i fiumi resistono a volte, in molte parti tu lo dici, alcuni si fanno domare e altri no. Vuoi parlarci di questo?
Alcuni sbattono sulle montagne, racconti, sul Montello che vuole essere come il Pelmo, ma non diventerà mai. Vabbè, ma io ne posso parlare, però rendetevi conto di questa cosa. Noi possiamo parlarne pacatamente, e quasi un secolo fa avremmo fatto la stessa discussione se le donne hanno un'anima oppure no. 100 anni dopo siamo qui a chiederci se i fiumi hanno un'anima, cioè se i fiumi sono vivi. Biologicamente sono sistemi vivi. I fiumi sono stati classificati. Il fatto che alcuni hanno diritto ad un nome e altri no, è perché comunque i fiumi appartengono a delle categorie. I fiumi di prima categoria sono tutti battezzati. Poi c'è una seconda, non so a quante arriviamo, Andrea, non lo so, però ad un certo punto, se proprio tu mi hai detto che il criterio per battezzare un fiume non è omogeneo, non è standard, e questo non riguarda solamente dei parametri oggettivi del fiume, riguarda probabilmente anche la storia della relazione di chi abita su quelle rive con quell'acqua, e queste storie quali prevalgono. Insomma, è come avere in casa un matto. Finché sta buon non se ne parla, ma come che fa i motti, si vorrebbe portarlo in manicomio, e in qualche maniera il nostro rapporto con i fiumi mi sembra viziato da un'idea di normalità che coincide con stai al tuo posto. Abbiamo deciso noi qual era il posto dei fiumi, e nel farlo non avevamo ben chiaro qual era, cioè aver trasformato il lupo in cane, aver messo il gatto nel granaio come hanno fatto gli egiziani perché così mangiava i topi e poi lo facciamo diventare sacro, ma i figli di quel cane e i figli di quel gatto si sono addomesticati. Abbiamo addomesticato piante, abbiamo addomesticato animali, ma sapete anche voi che ci sono animali che rifiutano di farsi addomesticare, per cui noi li chiamiamo selvatici. Per i fiumi abbiamo in qualche maniera utilizzato la categoria del domestico a sproposito, perché è chiaro che in scelte come quelle di Padova, nel tombare le sue quel che restava del Bacchiglione, delle scelte di le tracce dei nostri errori nel passato lungo il paesaggio ci sono. A Dolo inizia una strada che va fino a Piove di Sacco e corre alta sul piano campagna di 3-4 metri. Quella strada alberata sembra un argine di guerra, ma un argine da cosa? Quale fiume sta al di là di quella lunga strada che va da Dolo a Piove di Sacco? Non c'è nessun fiume. Il Naviglio Brenta si allontana da quella strada che parte a Dolo proprio dal Naviglio Brenta, fa una curva e fa dei drizzagni e arriva così a Piove di Sacco. Quella strada era il secondo, credo, tentativo dei veneziani di deviare la Brenta da Dolo fuori dalla laguna fino a Chioggia. Ma siccome l'acqua a Chioggia non arrivava mai perché non c'è pendenza, a un certo punto si sono rassegnati a sfondare la laguna e a tirarla dentro più o meno in corrispondenza di Valle Averto, se non sbaglio, da quelle parti lì. È lì?
E poi più avanti, perché in realtà volevano arrivare più avanti, ma non arrivava mai l'acqua fin là. A un certo punto si sono resi conto, quello era il secondo tentativo che facevano, perché il primo è il canale nuovissimo di Mira. Da Mira c'è un canale ortogonale che va verso la laguna, anche quello. Insomma, i veneziani hanno provato a spostare la Brenta fuori, prima a Mira, poi a Dolo, e in 500 anni o 400 che sia, il risultato non è arrivato, l'acqua tornava in Rio, e quando tornava in Rio vuol dire che si impaluda. Dall'altra parte sul Piave più o meno stessi errori. C'è voluto, adesso noi andiamo e vediamo a Stra, cioè una roba che in Italia non so se ce n'è un'altra, un incrocio dei fiumi, manca solo il semaforo. Da Padova arriva il Piovego, da Ghesè è il Brenta che passa in mezzo, e di qua parte il naviglio Brenta. Ci sono le chiuse sul Piovego, ci sono le chiuse di qua, e una volta evidentemente, perché sono rimasti i pali, era governato per poter attraversare il flusso della corrente. Ma qual è il Brenta? De questi? Ma come si fa a leggere il Brenta? Cioè, guardate che, non so, magari adesso dirò una cavolata, ma io per anni ho creduto che il naviglio Brenta fosse un artificio totale, un canale scavato dai veneziani per gusto suo, per portare l'acqua. Ma se da qualche parte l'avevo letto che il Brenta veniva considerato il prolungamento del Canal Grande, in realtà del Canale della Giudecca, ma vuol dire che la foce della Brenta era lì, a Fusina, no? Ma quello che arriva a Fusina non pare un fiume, pare un canale. Cioè, se era un fiume avrà fatto le sue piene. Come mai i veneziani fa ste ville sulla riva della Brenta con tutta quella confidenza, e se fosse stato un fiume minaccioso? Non riuscivo a leggere le cose. Allora, certo, la deviazione del canale Brenta, cioè del Brenta nel taglio nuovissimo, quello che va a Brondolo e da lì a Chioggia, no? Dove si attacca al Bacchiglione peraltro, no? Lì a Brondolo, e dove arrivano anche altri fiumi, insomma un collettore che porta fuori poco prima di Rosolina. Beh, tutto questo è fine 800, Regno d'Italia, quindi Venezia finia, no? Quindi in qualche maniera quest'opera è talmente nuova che non c'entra con Venezia, ma istintivamente uno guarda il Brenta, le ville del Brenta, e pensa che tutto questo sia natura, Venezia, Goldoni, il Burchiello che andava su e giù, eccetera, eccetera. Non è sempre stato così. Fino al poco più di 130 anni fa, quello era ancora la strada che percorrevano anche le brentane, cioè che non avevano tante valvole di sfogo per andare fuori di là. Quindi il rischio alluvione ce l'avevano ancora i veneziani, e la ragione del perché volevano deviare la Brenta è che non volevano proprio la sostanza che il Brenta portava giù e che metteva a rischio la laguna. Quindi dopo 490 anni, da quando hanno cominciato a deviare, non avevano ancora risolto il problema. Non mitizziamo il governo veneziano pensando loro bravi, hanno fatto tutto, noi non siamo capaci. Però pensate che per risolvere un problema grande ci hanno impiegato secoli. Allora, se non cominciamo a pensare a delle cose, è chiaro che la prima cosa che inventeremo non necessariamente sarà quella giusta, anche se abbiamo tanti dati e tanti elementi in mano. Però voglio dire, leggere nel paesaggio che ho intorno i segni non è così facile. Non è così facile, perché poi magari dici io la racconto così, ma magari è sbagliato, Andrea mi correggerà come ha fatto pazientemente tante volte. Ma certo, quella strada alta che va da Dolo a Piove di Sacco era semplicemente un canale, è stato riempito di terra, ci ha messo sopra la strada. Chi si ricorderà più
che quello era un canale, ma quello lì è il segno di uno dei tanti elementi importanti dell'idraulica nel paesaggio che dopo un po' diventa natura, perde riferimento. In quel caso non è più idraulico, però cioè, è un argine in mezzo alla campagna alto che portava via l'acqua e adesso è diventato soltanto una montagnola con 2 file di platani da una parte e da quell'altra, massa stretto per le macchine, però già era un canale. Va bene. Grazie, scusate ma vado a teatro. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Marco adesso tra poco più di un'ora va in scena. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con A Scena Aperta sarà il 29 novembre con il cast de Il Gabbiano, produzione del Teatro Stabile del Veneto, che ha appena inaugurato la stagione dello Stabile a Padova, con Filippo Dini, Giuliana De Sio, che saranno qui a colloquiare con voi. Grazie per essere stati con noi stasera e grazie a voi.